Ottava giornata di campionato, quella disputatasi oggi al Bacigalupo di Savona. Vittoria di misura per i ragazzi di Siciliano, quarto risultato negativo consecutivo per i corsari di Salvalaggio. Partita molto lenta e priva di vere e proprie occasioni da gol. Primo tempo piuttosto noioso, con entrambe le formazioni che cercano di studiarsi e di evitare di correre pericoli. Ne viene fuori un match con pochissime azioni interessanti da ambo le squadre. La prima occasione verso la porta è al 34esimo per gli ospiti, con Oneto che capta un tiro dalla sinistra e manda la sfera tra le mani di Prisco. Risponde immediatamente il Savona con Murano, su spinta di Di Simone, ma la conclusione termina fuori. Al 42esimo si rende pericoloso il Sestri su punizione. La sfera si presenta ad 8, ma a battere è Mobilio. Il suo tiro sinistro viene intercettato dalla difesa bianco-blu e viene bloccato in due tempi da Prisco. Primo tempo che termina dunque senza una vera e propria limpida palla gol. La formazione ospite tiene di più il pallone e cerca con qualche timido tentativo di portarsi in avanti, ma la partita stenta a decollare. La seconda frazione di gioco inizia sulla falsariga del primo tempo, un gioco molto compassato e senza trame di gioco pericolose, ma al 16esimo si sblocca il risultato e il match cambia ritmo. Su assist di Gallo, il neoentrato Poggian devia il tiro in porta, portando così il vantaggio a Savona. Si fanno vedere i padroni di casa con Murano al 21esimo, con un tiro da fuori area, ma esce di poco a lato. I ritmi della gara non sono stati forsennati, ma i ragazzi hanno provato comunque a tenere in mano il pallino del gioco. Prima vittoria casalinga per il Savona, che riesce a sfatare la maledizione del Bacigalupo. Brutto stop per il Sestri Levante, che non riesce a rimontare.